Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale. Allora, quest'oggi vi faccio un video spesa Emisfero. Panna è andata al bagno. Puntualmente quando io faccio i video, i gatti vanno nella sabbia. Cioè è una cosa matematica ormai che io non so più cosa farci. Cioè non posso stoppare il video ogni volta. Ecco. Panna, hai finito? Sì, ha fatto, è uscita tutta di corsa. Adesso va a lavarsi sulla panca. Prima di iniziarlo però volevo dirvi una cosa, ovvero che se volete fare dei regalini speciali particolari con prodotti diversi come appunto i prodotti del marchio Shogun, che sono veramente di ottima qualità, farò un video recensione sui prodotti perché alcuni non... è un ni, diciamo, per alcuni c'è un ni, non sono proprio ottimissimi e quindi vi farò un video anche su questo. Perché devo essere insomma onesta con chi mi segue, con chi compra da me e vuole acquistare da me. Appunto, se volete fare dei regali per Natale, io vi consiglio di acquistare entro i primi di dicembre, perché altrimenti, devo togliere l'audio dalla TV, mi ero dimenticata, perché altrimenti il vostro pacco arriverà chissà quando. Perché? Perché il direttore l'altro giorno ha mandato un messaggio a tutti i consulenti dicendo che ci sono dei ritardi con le spedizioni, sia con la preparazione dei pacchi, sia con le spedizioni. E quindi io vi consiglio, se volete acquistare dal mio sito, di farlo entro tot di dicembre, perché altrimenti veramente rischiate di non ricevere le cose prima di Natale. Sta iniziando ad essere un po' più conosciuta e quindi stanno aumentando tutti gli ordini. E quindi anch'io, se ordino, non è che perché sono consulente mi arrivi prima la roba, aspetto come voi tanto, e quindi chi l'ha comprato da me può confermarlo sotto il video. Ci vuole tempo e quindi prendetevi per tempo a fare i regali di Natale. Detto questo, iniziamo il video spesa. Ecco qua, questa è la spesa fatta da Emisfero. Ci sono delle cose già aperte perché abbiamo già iniziato a mangiarle. Comunque, allora, che cosa ho preso? Ho preso un pacco di questi cornetti qua, che sono 10, e abbiamo usato i buoni pasto, quelli che gli danno Franz al lavoro. Ecco, questi qua ho preso. Non sono il massimo questi cornetti, però insomma sono con lievito naturale, senza grassi idrogenati, senza additivi, conservanti e coloranti. Sì, il gusto non è malaccio, ma ce ne sono di più buoni, ecco. Beh, come quelli del bar non ci sono in vendita nei negozi, secondo me. Vabbè, quindi ho preso un pacco di questi, ma li ho già messi via. Poi passiamo a questo riso gallo. Oddio, ho fatto cadere tutto. E questo qua l'avevo già provato, mi era arrivato con la Degusta Box e l'ho ricomprato perché effettivamente era buono, era venuto molto buono e quindi l'ho ripreso. E 2 confezioni da 3 scatolette ciascuna di tonno in olio di semi di girasole. Questo, vi dico sempre, costa 1,72 € a confezione. Io ho preso della Selex i cetriolini. Io adoro i cetriolini e Franz va matto, cioè lui finirebbe questo qua in subito, cioè aperto, già finito. E quindi tendo a comprarli poche volte perché veramente li fa fuori come niente. Poi ho preso 2 mozzarelle normali del prodotto risparmio e poi ne ho presa una senza lattosio della Galbani. Questa non l'ho mai provata. Il solito sugo lampo della Star. Io questo mi piace tanto, solo che vi dico sempre è più pesante rispetto a quello della Mutti, lo dico sempre, però questo ha qualcosa in più, ecco, ha un gusto un po' più intenso. Poi ho preso la pancetta affumicata in cubetti, questa qui era in offerta della Negroni. Questo formaggio qua che Franz ha già aperto, 3,08 € ed è, adesso vi dico anche che cos'è, il mezzano DOP, asiago mezzano DOP. Si vede che è stagionato. Poi c'è questo qui invece fresco e 3,17 €, latteria Resteia, che non so neanche dove sia questo posto. Bene, queste cotolette di pollo con spinaci sono buone, appunto no olio di palma, no carne separata meccanicamente. Queste sono veramente buone e questi nuggets anche sono veramente buoni, li trovo ottimi, meglio di quelli del McDonald's soprattutto. Poi cosa ho preso? Questo stracchino senza lattosio ed è di questa marca, nuova linea dietetica 6, però Montegr non so cosa. Anche questo l'ho già aperto io per mangiarlo per me e sì, è buono,
è buono, non ho niente da dire su questo, mi piace. Poi ho preso pasta reggia, i mezzi rigatoni, i gomiti rigati, i gomiti si chiamano questi, ma dai. Poi le mezze penne rigate e questi qua che sono, cosa sono, riccioli? Come si chiamano? Cavatappi, cioè io li avevo chiamati riccioli, cavatappi, va bene. E infine ho comprato la zucca. La zucca, questa qua 1,78 €, guardate, 2,5 kg. E non so cosa ci farò, penso la farò sempre al forno perché io adoro la zucca al forno a cubetti. E nient'altro, questa è la mia piccola spesa, la nostra piccola spesa dell'emisfero, pagata con i buoni pasto che gli danno al lavoro. Ecco, questo è tutto, io vado di corsa perché adesso dovrebbe arrivare una persona, quindi devo staccare il video per forza. Spero vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. E una persona, ho già risposto nel commento, mi ha chiesto come faccio la zucca al forno. Semplicemente la taglio a cubetti e la condisco con l'olio, però l'olio non, cioè non è che metto questi cubetti di zucca in una terrina, metto l'olio e mischio. No, io metto direttamente i cubetti sulla teglia del forno, sulla carta forno, e poi passo l'olio a filo tutto sopra, un po' a zig zag praticamente, e poi ci metto questo, adesso ve lo faccio anche vedere, questo qua che è l'insaporitore per patate del Eurospin. E questo io lo trovo ottimo perché ha già il sale dentro, ha già tutto dentro e non serve aggiungere altro, e lo trovo ottimo anche per condire la zucca che è dolce. Quindi niente, questa è la risposta, ve l'ho detto anche qua, che così se qualcuno vuole saperlo o vuole provare questo metodo lo sa adesso. E niente, vi ringrazio per avermi seguita anche in questo video e ci vediamo al prossimo come sempre. Statemi bene, ciao!